Regionali in autunno, Zaia attacca, le nostre osservazioni non sono state prese in considerazione nel decreto approvato dal Consiglio dei Ministri. E fa discutere anche l'app per tracciare il contagio, Zaia ribadisce necessaria e tener conto in Senato assicura non sarà obbligatoria ma su base volontaria. Annunciata dal professor Crisanti, la fase del progetto VO durerà circa 6 mesi, poi si avranno risposte a molti dubbi su questo virus mutevole, in primis la necessità o meno di un vaccino. Documento dei sindaci dei capoluoghi veneti al governo, 19 proposte tecniche per fornire gli strumenti ai comuni per dare ossigeno a famiglie e imprese. Sono passati 2 mesi esatti dall'esplosione del primo focolaio di Vo. A preoccupare adesso è anche l'economia veneta. I dati diffusi oggi da Confindustria sono drammatici. Fiamme in un appartamento, muore il 65enne Lino Rossetto, storico dirigente del basket San Donà. Jesolo, a causare la tragedia una sigaretta accesa, alcune famiglie evacuate dallo stabile. Indagine delle fiamme gialle del comando di Este su un uomo che percepiva una pensione di invalidità da 13 anni, risultava cieco assoluto, ma non lo era. Un video dell'ULSS 6 dedicato all'ospedale di Schiavonia rende omaggio a medici e infermieri in prima linea contro il Covid-19. Edizione regionale dei nostri telegiornali, ben ritrovati. In primo piano tutti i dati, gli aggiornamenti sul coronavirus con i dati resi noti nel bollettino che ormai è diventato un bollettino giornaliero da parte dell'azienda Zero del Veneto. Sono 16.404 in totale i casi positivi, con un incremento di 277 casi. Di questi 10.077 gli attualmente positivi, 1.154 i deceduti nelle strutture ospedaliere ed extraospedaliere, 5.173 i negativizzati e 11.059 i soggetti in isolamento. Scende di 43 unità il numero dei pazienti ricoverati negli ospedali del Veneto, 1.230, e scende di 3 unità quelli ricoverati nelle strutture territoriali, 139. E cala anche il numero delle persone, dei pazienti che sono ricoverati in terapia intensiva, 3 pazienti in meno rispetto al bollettino di ieri mattina, quindi ora sono 177 le persone in terapia intensiva, 2.175 i dimessi dagli ospedali e 123 dalle strutture territoriali. E come detto sale il numero delle vittime, sono 972 negli ospedali con più 33 deceduti rispetto a ieri mattina. Dati che appunto ha reso noto oggi il presidente Zaia durante la consueta conferenza stampa, durante la quale è tornata sul tema della app per tracciare i contagi, spiegando esattamente come funziona, e poi è tornato sul tema delle elezioni regionali. Le nostre osservazioni non sono state prese in considerazione, ha detto Zaia, nel decreto approvato ieri dal Consiglio dei Ministri. Sono stati fatidici 70 giorni, no? La curva sale, arriva al picco e va giù, ma poi tutti hanno deciso di attivare la fase ovviamente della convivenza, al punto tale, ve la liquido con una battuta, che il 15 aprile la Corea è andata al voto. Parlando dei 70 giorni durante i quali l'andamento dell'epidemia si è sviluppato nei primi paesi in cui il virus si è presentato, il presidente del Veneto con una battuta introduce il tema delle elezioni, dopo che il Consiglio dei Ministri ha fissato la finestra per il voto con un'unica data per regionali e amministrative tra metà settembre e metà dicembre. Argomento sul quale Zaia torna poco dopo, spiegando come ai governatori che andranno al rinnovo fosse arrivata formalmente una bozza del decreto sulla quale avevano presentato le loro osservazioni. Ha condiviso il periodo che era quello del 5-6 luglio fino al 15 settembre. Era una convocazione delle urne solo per le regioni. Abbiamo chiesto, di fare in 2 giorni le elezioni, quindi metterci anche lunedì fino alle ore 15. Prima richiesta che abbiamo fatto. Secondo, abbiamo chiesto di far votare anche i nostri cittadini che sono all'estero nei consolati. Punto. Sono andati in Consiglio dei Ministri e ne è uscita una roba che non c'entra niente con quella che ci hanno chiesto di osservare. Spero che qualcuno abbia il buon gusto di informare, lo facciamo anche noi, da parte del governo, di informare il Capo dello Stato
che quel provvedimento non è stato assolutamente quello approvato, minimamente condiviso con le regioni. Ma c'è anche un altro tema che in queste ore sta facendo discutere ed è quello dell'app per intercettare i contatti di cittadini positivi. Zaia ha voluto spiegare ancora più dettagliatamente il funzionamento, facendo l'esempio di due viaggiatori, uno del nord e un altro del sud, che si incontrano casualmente in un bar e iniziano a chiacchierare per un tempo di almeno 15 minuti, stando a meno di 2 metri di distanza. Sono i due elementi che le applicazioni hanno: distanza inferiore di 2 metri tra i due conversanti e più di 15 minuti di conversazione. I due telefonini che avranno le applicazioni scaricate dialogano tra di loro e registrano il contatto. Una volta rientrato a casa, uno dei due viene trovato positivo, sintomatico e ricoverato in ospedale. I medici in questo sono in Corea, i medici che sanno che c'è l'applicazione chiedono di vedere i contatti di quel telefonino, chiamano subito uno dei due, quello che in teoria è sano, e gli dico: fai a farti subito un tampone in una struttura ospedaliera perché tu hai avuto un contatto con un positivo. Un'app che ha suscitato molte polemiche sul tema privacy. Sono giuste le questioni che si pongono rispetto alla privacy. Non è un obbligo di legge, Cioè, vorrei anche aggiungere che forse se abbiamo un aspetto negativo in Veneto è che noi non l'abbiamo fatta l'applicazione. Cioè noi non ce l'abbiamo, perché abbiamo sempre detto se ci sarà a livello nazionale. Non sto promuovendo applicazioni altrove, vi dico che così funziona l'applicazione, senza bisogna aspettare sulla porta dell'ospedale che arrivi qualcuno di ammalato. Punto. L'importanza dell'app è stata ribadita anche dal commissario per l'emergenza Domenico Arcuri senza troppi giri di parole. L'alternativa alla mappatura tempestiva dei contatti è semplice, spiega: le misure di contenimento non possono essere alleggerite e noi dovremo continuare a sopportare i sacrifici che abbiamo sopportato in queste settimane, privandoci di quote importanti della nostra libertà. Intanto il Premier Conte, nell'informativa al Senato sulla fase 2, ha ribadito che l'app non sarà obbligatoria. Sentiamo questo passaggio. Questa applicazione, lo dico chiaramente, sarà offerta su base volontaria, non su base obbligatoria. Faremo in modo che che chi non vorrà scaricarla non subirà limitazioni di movimenti o altri pregiudizi. E del tema elezioni regionali ha parlato anche il Ministro per i rapporti con il Parlamento Federico D'Incà durante la nostra straordinaria di questa mattina in collegamento via Skype, ribadendo la necessità di un election day, parlando di fine settembre come data ideale, anche perché ha ribadito il riacutizzarsi del virus è previsto più tardi. Mi sembra che se dovessimo utilizzare anche per una volta mettere da parte qualche interesse singolo e lavorare insieme su un'unica data, credo che sarebbe la cosa migliore in assoluto. Dal 6 di settembre fino al 1 di novembre vi è lo spazio per indire le elezioni regionali. All'interno di questo periodo, dal 15 di settembre al 15 di dicembre, c'è la possibilità di fare anche le amministrative, immagino ad esempio Venezia. Quindi se poi aggiungiamo che c'è anche il voto sul referendum costituzionale, che è un referendum molto molto importante, a mio parere troverei corretto che sul fine settembre trovassimo una data per fare un election day in cui si mette insieme la possibilità per chi deve raccogliere le firme 2 mesi prima di andare in sicurezza a poter raccogliere le firme e poi di presentare le liste e di andare a votare in un periodo come settembre, che non è più agosto. Chiaramente non siamo abituati a votare a settembre, ma ci permette comunque di avere uno spazio di sicurezza sotto il profilo sanitario e di diminuire anche l'impatto nei confronti delle nostre scuole, che già hanno dovuto in qualche maniera sacrificarsi in questo periodo. Indicano come periodo, se mai ci dovesse, mi auguro di no, riacutizzarsi, si ragiona piuttosto su fine ottobre, novembre, insomma, come date possibili. Settembre sembra ancora un momento, e anche perché le campagne elettorali verrebbero fatte in settembre, mentre se tu voti a luglio avreste le campagne elettorali che devono essere fatte con la raccolta firma da metà maggio in poi. Attenzione, siamo quasi a inizio maggio, e ragionare della gente che deve raccogliere le firme in maggio, credo che sotto il profilo democratico non sia la cosa migliore. E
Questa mattina nella sede della Protezione Civile insieme al Presidente Zaia c'era anche il professor Crisanti che ha annunciato la fase 3 del progetto VO. Durerà circa 6 mesi, poi si avranno risposte a molti dubbi su questo virus mutevole, in primis sulla necessità o meno di un vaccino. Progetto VO fase 3. Nel corso del punto stampa quotidiano del governatore Zaia, il virologo professor Crisanti ha annunciato il nuovo studio che partirà con tutta probabilità il 25 aprile e che ha una grande ambizione: capire cosa succede quando il virus si trasmette da una persona all'altra. L'obiettivo è di dare risposta a tutta una serie di domande che ancora non hanno trovato risposta, in modo particolare il ruolo degli anticorpi nella protezione, il ruolo delle mutazioni del virus nel determinare la virulenza e la genetica umana nel determinare se una persona si ammala in una forma grave o in una forma lieve. Diciamo questo, quindi verranno fatti dei campionamenti per prelevare il sangue a queste persone, verranno testati gli anticorpi e verrà fatto il sequenziamento generico del genoma di queste persone. Questo permetterebbe di identificare chi è potenzialmente resistente o molto suscettibile al virus e dare risposte a molti dubbi, come ad esempio il fatto che nel cluster ci siano 7 persone positive da circa 8 settimane. La popolazione di VO ci permette di contestualizzare i risultati e cercare di capire se determinate risposte si associano per esempio alla protezione o meno. Ci permette di capire se determinate persone perché si sono ammalate o altre perché non si sono ammalate. Noi abbiamo nuclei familiari in cui ci stanno 3 persone ammalate e una che non era ammalata. Allora noi siamo interessati a capire ma perché questa non si è ammalata. Uno di voi ha detto ma ci sono persone che sono positive da 50 o più giorni. Ecco, noi vogliamo capire perché queste persone rimangono positive, che cosa le differenzia dall'altri. È il virus che è differente o solo le persone che sono differenti? Il nuovo studio, circa 2 milioni di euro e una durata di 6 mesi, darà risposte anche su quelle che saranno le soluzioni migliori da adottare per proteggersi. Può dare una risposta se effettivamente un vaccino ha senso o meno, tanto per iniziare, quindi ci mettiamo l'anima in pace oppure invece investiamo più sforzi, tanto per fare un esempio. Oppure questo studio ci può dire di guardare a particolari geni in una persona per vedere se questa persona è più predisposta a sviluppare una malattia grave piuttosto che un'altra, quindi chiaramente può entrare in un percorso terapeutico completamente diverso. Fondamentale la collaborazione dei cittadini. Alla popolazione di VO va il mio ringraziamento anche al sindaco perché hanno capito l'importanza sociale di questa cosa. Allora in questo momento stanno dando qualcosa di fatto all'Italia. E a pochi giorni dal nuovo screening, proprio il sindaco di VO, Giuliano Martini, lancia un appello ai suoi cittadini. Si comincia sabato 25 aprile, quindi sabato, domenica, lunedì e martedì dovremmo riuscire a testare non dico tutti i cittadini VO, essendo su base volontaria, ma io pregherei tutti i cittadini di fare questo ultimo sforzo per dare una mano. Io lancio l'appello e lo lancio in questo momento ai cittadini di VO. Bene, noi siamo stati molto fortunati perché attraverso i primi due screening siamo riusciti a contenere e a evitare che questo virus si propagasse nei paesi vicini. Quindi sotto questo profilo dobbiamo ringraziare la Regione Veneto e tutte le persone che hanno contribuito per realizzare questo screening. Quindi potremmo ringraziarli ancora una volta se adesso facciamo questo ulteriore test che ci permetterà innanzitutto di sapere la nostra situazione a livello anticorpale, che è un dato molto importante, e contribuire contemporaneamente alla comunità scientifica, dare un contributo alla comunità scientifica per approfondire gli studi su questo virus di cui, continuo a ripetere, sappiamo ancora molto poco. Sindaci dei capoluoghi veneti oggi riuniti in videoconferenza hanno redatto un documento da presentare al governo, 19 proposte tecniche per fornire gli strumenti ai comuni per dare ossigeno a famiglie e imprese. Intanto calcolati i mancati introiti in questi comuni, capoluogo provincia, che ammontano a più di 200 milioni di euro. Mancati introiti, mancate tasse, mancato, previsione
Dopo 44 giorni il comune di Treviso ha perso 10 milioni. Padova è 30 milioni senza calcolare partecipate. Solo amministrazione comunale, 30 milioni. Comune di Venezia, battiamo tutti. Abbiamo per adesso un buco assolutamente certificato, si può dire, di 115 milioni solo il comune senza le mancanze IMU e senza le partecipate. Quello che alla CTV siamo sotto di 80-100 milioni. E poi Verona, 50 milioni, 20 Vicenza, importi inferiori ma proporzionalmente elevati per Belluno e Rovigo. Prime stime approssimative delle perdite di gettito per i comuni capoluogo del Veneto dopo un mese e mezzo di lockdown. E questo mentre gli enti locali sono chiamati a sostenere famiglie e attività che devono ripartire. Sindaci virtualmente riuniti in videoconferenza per presentare il documento che nelle prossime ore sarà inviato al governo, con 19 richieste e del quale il relatore è stato proprio Conte, in veste anche di presidente dell'ANCI. Abbiamo raccolto le istanze dei nostri territori, li abbiamo messi neri su bianco e li poniamo al nostro governo. Quindi con uno spirito assolutamente costruttivo portiamo delle proposte che parlano di accertamento convenzionale dell'IMUS, anticipazione della liquidità, esclusione della TASI e della TARIP, esclusione dell'imposta della pubblicità e così via. Tante proposte, 19, molto tecniche, che però vogliono essere un contributo attivo alla ripartenza della nostra regione, dei nostri territori, delle nostre comunità. Il governo ha destinato ai comuni oltre 3 miliardi di euro per ripianare le mancate entrate, ma va considerato solo un primo passo, dice Conte. Dovrebbero liberarsi dal patto di stabilità, per cui questo sarebbe una cosa importante. Se ci libera il patto di stabilità possiamo fare debiti per i prossimi 10-15 anni. Però se il governo ha le cosiddette palle, secondo me riesce a darci questo sistema, oppure abbiamo bisogno veramente di tanti soldi. Noi abbiamo la necessità di avere gli strumenti in mano per poter operare. La burocrazia italiana oggi opprime le imprese, opprime i cittadini, opprime gli stessi comuni. La lotta alla burocrazia o la facciamo adesso o non la facciamo mai più. Perché i comuni avranno un ruolo fondamentale nella fase 2 in cui, sottolinea il vicentino Rucco, bisognerà avere un occhio di riguardo anche all'ordine pubblico. Questo tavolo nasce perché le esigenze del Veneto, delle città del Veneto, che è stata tra le prime regioni a entrare in zona rossa, hanno una specificità e hanno un peso e hanno un costo. E su questo noi abbiamo voluto far fronte comune perché rispettiamo le esigenze di tutti, ma oggi le esigenze che più rispettiamo sono quelle dei nostri cittadini. Ci fermiamo adesso per una brevissima pausa pubblicitaria, restate con noi. Rieccoci in diretta, sono passati 2 mesi esatti, era il 21 febbraio dall'esplosione del primo focolaio di Vo, 60 giorni di emergenza, lutti, impegno. Nell'informativa al Senato oggi il Premier Conte ha parlato di non meno di 50 miliardi da stanziare nel nuovo decreto, ma i dati diffusi oggi da Confindustria sono drammatici. Dall'emergenza alla ripartenza, dal pericolo scampato solo per poco dell'overbooking nelle terapie intensive al rischio di un crollo economico senza precedenti, sono stati 2 mesi drammatici per il Veneto che il nostro gruppo editoriale vi ha sempre raccontato in tempo reale, 60 giorni che sembrano anni, oltre 1.100 le vittime, più di 16.000 i contagiati e non è finita, visto che l'Osservatorio Nazionale sulla Salute prevede il contagio zero in Veneto solo il 21 maggio, ma se una cosa ci ha insegnato questo virus è che non ci sono certezze. Emergenza sanitaria che in queste settimane è diventata sempre più economica, come dimostrano i dati di Confindustria Veneto e Fondazione Nord-Est. A marzo il fatturato delle aziende è crollato del 30%, stessa percentuale per le ore lavorate. Certo, si tratta di una media. Oltre il 34% delle aziende infatti è rimasta chiusa nei primi 15 giorni di aprile, il 33% parzialmente chiusa, il restante, 1 su 3, attiva. L'86% comunque accusa un rallentamento della domanda di beni e di servizi, oltre la metà vede nel brevissimo termine un'erosione ulteriore del fatturato. Quasi tutti parlano di un marzo nerissimo. Di certo nulla sarà come prima nemmeno per il mondo produttivo, come ha fatto intendere il Premier Conte nell'informativa di poco fa al Senato. I motori del Paese devono riavviarsi.
Ma questo riavvio deve avvenire sulla base di un piano ben strutturato, articolato, che comporti una revisione dei modelli organizzativi di lavoro, delle modalità del trasporto pubblico ma anche privato, di tutte le attività connesse. Ed è proprio guardando al futuro anche immediato che tra gli imprenditori c'è una grande sfiducia, complice il giudizio negativo sugli strumenti finora messi in campo dal governo, inadeguati per il presidente di Confindustria Veneto Enrico Carraro, che da giorni chiede la riapertura anticipata soprattutto di alcune filiere come moda e sport system. Ma le parole di Conte sembrano frenare questa richiesta. Stiamo elaborando un programma di progressive aperture che sia omogeneo su base nazionale e che ci consenta di riaprire buona parte delle attività produttive e anche commerciali, tenendo però sotto controllo la curva del contagio. Questo è molto importante. E adesso una storia a lieto fine in questo momento drammatico che vede come protagonista una studentessa vicentina. Ero una sconosciuta per lui e ha fatto questo gesto in maniera totalmente spontanea e solidale, senza pretendere niente in cambio, ma solo per aiutarmi, perché si è preso a cuore la situazione. Gli angeli custodi esistono e sono tra noi. A raccontarlo Giada Collalto, una studentessa universitaria di Montebello bloccata in Spagna durante l'Erasmus, mentre tentavo di tornare a casa nel caos dell'emergenza sanitaria. Impossibile trovare un volo idoneo. Giada, spaventata e smarrita, incontrava Kepa Mantegi, un giovane tassista in servizio all'aeroporto di Madrid. Gli è venuta questa idea, mi ha chiesto se non avessi mai preso in considerazione il fatto di tornare a casa mia in Italia in taxi, e io all'inizio pensavo, stesse scherzando. Giusto il tempo di verificare le necessarie autorizzazioni. Kepa si prepara a partire. Scettica, non ero molto convinta all'inizio, però siamo partiti il venerdì 10, e senza nessun problema, non ci ha fermato nessuno durante il tragitto. Dopo circa 12 ore, un po' di più di 12 ore, siamo arrivati qua a Montebello, dove abito, e quindi finalmente sono a casa. Davvero un incredibile gesto di generosità ed altruismo dimostrato da questo ragazzo spagnolo, a cui Giada rivolge profonda gratitudine. E anche la sua famiglia, che per 2 giorni mi ha ospitato e mi ha trattato come se fossi una figlia per loro, veramente. Quindi grazie a tutti. Lasciamo la pagina dedicata all'emergenza coronavirus, continuiamo con la cronaca, andiamo a Jesolo, dove la scorsa notte un uomo è morto nel rogo della sua abitazione. L'incendio molto probabilmente è stato innescato da una sigaretta rimasta accesa. Hanno trovato la causa dell'incendio, che dovrebbe essere dovuta a una sigaretta dell'inquilino, del proprietario inquilino che risiedeva nell'appartamento sopra al secondo piano. Morire per una sigaretta lasciata accesa. Con tutta probabilità è stato questo il tragico destino di Lino Rossetto, 65 anni, che viveva in questo condominio di via Mameli a Jesolo Lido, quasi all'entrata di Piazza Drago. La zona, per chi frequentava la spiaggia fino a metà degli anni 90, è dove sorgeva la storica discoteca Alla Villa, oggi diventata un nugolo di condomini, in parte residenze, in parte seconde case. E Lino Rossetto viveva qui da molti anni, anche se con poche frequentazioni con i vicini. È stato uno di questi a chiamare i soccorsi la notte appena trascorsa. Alle 2 del mattino ho sentito un rumore della tapparella cadendo giù, e dopodiché ho sentito anche l'odore del fumo e mi sono andato fuori dall'appartamento per le scale e mi sono accorto subito che l'appartamento del signore ha preso fuoco. Senta, ma viveva da solo questa persona? Sì. Una persona molto riservata poi, tra l'altro. Sì, molto riservata. I vigili del fuoco sono entrati forzando questa finestra mentre le altre stavano scoppiando, divorate dal fuoco. Un rogo che ha devastato veramente tutto, facendo crollare parte del soffitto nel salotto. Inutile ogni tentativo di rianimazione per l'uomo, probabilmente morto per soffocamento prima che per le ustioni. Tutti i residenti sono stati fatti evacuare in gran fretta nel cuore della notte e sono rimasti all'esterno fino alla mattinata di oggi, quando sono terminate le operazioni dei soccorritori. Nessuno di loro ha avuto bisogno delle cure dei sanitari presenti sul posto.
posto. Il fabbricato è perfettamente agibile, non c'è nessun tipo di problema per i risidenti e niente, adesso stiamo attivando tutte le procedure, quello che serve. Però ci sono 2 appartamenti inagibili? Sì, sono 2, uno quello che ha causato il danno e quello soprastante del terzo piano. Lino Rossetto era molto conosciuto nell'ambito dello sport iesolano, in particolare il basket che aveva rilanciato dagli anni '80 fino alla fusione con il San Donà. Poi dopo 30 anni Rossetto si era lentamente defilato, concentrandosi nell'attività di ristorazione per alcuni alberghi della zona che condivideva con il fratello. E indagine delle fiamme gialle del comando DS, siamo in provincia di Padova, su un uomo che percepiva una pensione di invalidità. Da 13 anni risultava cieco assoluto, invece guardate che cosa faceva. A spasso col cagnolino. Una camminata facendo attenzione alle auto. Una corsetta in bicicletta. Niente di strano in queste immagini, se non fosse che il protagonista, un 66enne della bassa padovana, da oltre 13 anni riceve una pensione di invalidità in quanto riconosciuto come cieco civile assoluto. Prima di gridare al miracolo, gli uomini della Guardia di Finanza della compagnia di Este hanno indagato, coordinati dalla Procura della Repubblica di Rovigo, seguendolo, pedinandolo e riprendendolo mentre svolge attività normali che una persona priva di vista, come lui risultava, non avrebbe potuto compiere. Il finto cieco assoluto è stato denunciato per truffa aggravata ai danni dello Stato ed è stato disposto il sequestro di beni per un valore di circa 350.000 euro, pari alle somme percepite dall'INPS a titolo di pensione di invalidità e di indennità di accompagnamento. Un danno, questo, non solo allo Stato che ha erogato le risorse, ma anche verso tutte le categorie legittimamente protette che, soprattutto nell'attuale situazione emergenziale, risultano essere ancora più esposte. Noi siamo in chiusura, io vi lascio con le immagini dell'interno dell'ospedale di Schiavonia dove sono ricoverati i pazienti Covid-19, dove lavora un gruppo di medici e sanitari che affrontano con coraggio i pericoli e le insidie del virus, un omaggio reso dall'US 6 a questi angeli. Poi le previsioni del tempo, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata. Ben ritrovati al meteo. L'anticiclone torna ad influenzare il tempo. Mercoledì 22 aprile sarà una bella giornata di sole. Vediamo il dettaglio con l'aiuto della nostra grafica. Sul Veneto splendida giornata soleggiata un po' su tutti i settori della regione. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso con tempo generalmente asciutto e ventilato in pianura e sui rilievi, ma soprattutto sulle aree costiere. Temperature minime tra 3 e 10 gradi, valori massimi oscillanti invece tra i 20 e i 22 all'incirca.
Ampio soleggiamento anche sul Friuli Venezia Giulia, il cielo si presenterà sereno o al massimo con qualche velatura, non sono attese piogge degne di nota. Temperature minime fino a 12 gradi, massime oscillanti invece anche qui tra i 20 e i 22 gradi. Ci spostiamo infine a vedere la situazione del Trentino Alto Adige, dove non cambia di molto, anche qui bel tempo con tanto sole ovunque e cielo velato. Temperature minime sui 5-7 gradi, massime invece fino a 23 gradi. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, vi do appuntamento ai prossimi aggiornamenti. Arrivederci.